L'antico paese di Seborga, nell'entroterra di Bordighera, esiste già almeno dal 954 d.C. La leggenda vuole che sia stato fondato dal movimento eretico dei Catari e che vi siano passati templari. È uno dei borghi storici più conosciuti e visitati, grazie anche alla rivendicazione di indipendenza a principato, con funzioni simboliche. Risalendo la Val Crosia si incontra Perinaldo, a 572 metri sul mare. Data l'altitudine, l'inverno può arricchire di fascino il paese con una spolverata di neve. L'antico convento di San Sebastiano ospita la sede del comune e l'osservatorio astronomico intitolato a Gian Domenico Cassini, nato proprio a Perinaldo nel 1625. Il legame con l'astronomia è sottolineato dal carruggio che ospita il sistema solare in scala. In cima al paese svetta la parrocchiale di San Nicola, risalente al XV secolo. Peculiarità gastronomica di Perinaldo è il carciofo senza spine presidio slow food, introdotto secondo la leggenda dallo stesso Napoleone Bonaparte. Pigna, nella vicina Valnervia, è un importante borgo medievale fondato dai conti di Ventimiglia nell'XI secolo come avamposto nella vallata e conosciuto oggi per i suoi impianti termali con acque sulfuree, unici nell'estremo ponente ligure, e per il fagiolo presidio slow food. Di notevole interesse artistico, la parrocchiale di San Michele mostra sulla facciata uno splendido rosone in marmo bianco, opera di Giovanni Gaggini del XV secolo, ed all'interno il polittico San Michele ed altri santi di Giovanni Canavesio, pittore piemontese attivo nella seconda metà del Quattrocento.